Piccoli. Battuta di pesca al tonno con mio nipote Luca. Sembra che ce l'abbiamo in canna. Tra un po' vediamo che stazza è questo pesce. Qua ragazzi non si scherza, ancora non si vede. Messa a dura prova la forza di Luca. Un attimo tiro sul piombo. Oggi mi vai a telefono in acqua, vai. Ecco, ho tirato via il piombo. Adesso dovremmo vedere il pesce. Un pesce molto combattivo e ancora non sappiamo di cosa si tratta. Un tonnetto, dice Luca. Vediamo se riusciamo a intravederlo. La canna si piega abbastanza, ciò vuol dire che non è un tonnetto ma è un tonno questo qui. Dagli un po' di frizione. Cominciamo a vedere il terminale. Ecco che sta andando sotto a combattere. Provo a spostarmi da questa parte. Ce l'abbiamo sotto la barca. Abbiamo sotto la barca. Ancora niente. Adesso quando recupera i terminali e ragazzi più che su. Siamo prossimi a vedere di cosa si tratta. Vieni su. Basta. Non perché se tu cominci a non bestemmiare se no poi sentono tutto, Ma mira, vabbè. ti sciappaffia e sotto la barca il maledetto, vedi? Vedi quanti sopra che dopo. Eccolo, beh, stupendo, stupendo ragazzi. Andiamo. Questo non è un tonnetto, questo è un tonno magnifico. Questo è un tonno, ragazzi. To il coso. Cosa? Dentro la cassetta che è pizzetta. Un attimo, prendo la cassetta, dov'è? La cassetta l'abbiamo messa qua. Combatte a più non posso. Cerchiamo di prendere la pinzetta che è questa. È tutta la mattina che proviamo. Allora, E come smussare sa? Metti via giù. aspetta che lo ti Aspetta che metto, metti la corda. metta che altro. Adesso siamo costretti a staccare il video perché dobbiamo slamare il bestione. Fammi vedere un'altra volta se viene. Ma io slamare perché sennò dai poi parte in culo. Fammi vedere anche un'altra volta, non è più. Vieni su, bastardo. Non bestemmiare. Facciamo vedere un'altra volta lo spettacolo ai nostri affezionati YouTubers. Ecco, lo si intravede sott'acqua qua il bestione. Beh, stupendo, Ya. stupendo. Anche di sua candela. Adesso fai ciao qua ai ragazzi, non si scherza Ci mica, vediamo. ragazzi, alla prossima. Questo lo molliamo. Chiudo,